Di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. È stato individuato l'autore della rapina in tabaccheria in via Aquileia a Cervignano. È un 21enne del posto e ha detto di aver agito per difficoltà economiche. Armato di un grosso coltello aveva rapinato una tabaccheria del suo paese, Cervignano del Friuli, fuggendo poi in sella a una bici, inseguito vanamente dal titolare. Era successo lo scorso 10 settembre in via Aquileia a Cervignano. Magro il bottino, poche decine di euro. I clienti e il gestore della tabaccheria hanno dato un'immediata descrizione del malvivente che è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Norm e della compagnia di Palmanova in collaborazione con i militari dell'Arma di Cervignano. A incastrarlo, oltre alle testimonianze oculari, gli abiti rinvenuti durante una perquisizione, gli stessi che indossava al momento della rapina. Il giovane, incensurato, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio e ha spiegato di aver deciso improvvisamente di rapinare il tabacchino per motivi economici. L'assistente Matteo De Menego e l'agente scelto Pierluigi Rotta, morti durante la sparatoria avvenuta all'interno della questura di Trieste il 4 ottobre del 2019, saranno ricordati lunedì a 2 anni dalla loro tragica scomparsa. Sarà celebrata una messa in suffragio alle 9 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario a Trieste. Ad officiarla sarà Don Paolo Rakic, cappellano provinciale della Polizia di Stato. Nella notte tra domani e domenica verrà varata la campata centrale dell'ultimo tratto dei 5 cavalcavia in costruzione tra Alvisopoli e Nodo di Portogruaro sulla A4, quello sulla provinciale 251. Un traguardo importante verso il completamento del primo sublotto del secondo lotto che in questi mesi ha registrato decisi passi avanti per consentire l'intervento dalle 20 di domani fino alle 9 di domenica mattina verrà chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e lo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. Chi viaggerà verso Venezia dovrà uscire da Latisana e percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle per rientrare poi a San Stino. Viceversa, chi è diretto a Trieste uscirà a San Stino e rientrerà al casello di Latisana. Chi proviene dalla A28 dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro e chi è diretto a Trieste potrà immettersi sulla A4 a Latisana. Chi è diretto a Venezia potrà rientrare sulla 4 a San Stino di Livenza. Lungo i 9 chilometri di cantiere si può già intravedere quella che sarà la futura terza corsia. Cominciano anche ad essere installate le prime barriere fonoassorbenti e i guardrail. Gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione Covid in regione, con 2 decessi oggi in Friuli Venezia Giulia, una donna di 94 anni e un uomo di 84 anni, entrambi di Trieste, che sono morti in ospedale. Rimangono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva e calano a 39 i pazienti che sono ricoverati in altri reparti. 83 i nuovi contagi su quasi 9.500 tamponi e test eseguiti. 2 di questi casi riguardano operatori sanitari, scendono a 946 le persone in isolamento. Parliamo di elezioni perché a Pordenone saranno palestre, polisportivi e spogliatoi ad accogliere il voto per le comunali dei prossimi 3 e 4 ottobre, permettendo così agli studenti di non interrompere le elezioni. E il Comune ha messo a disposizione una bussola per gli elettori. Il 3 e 4 ottobre tutti in palestra, non per fare sport, ma per eleggere il nuovo sindaco. Il voto a Pordenone si sposta dai canonici seggi dentro le scuole a palestre, polisportivi e perfino negli spogliatoi del campo d'atletica, tutti di proprietà del comune. Una necessità imposta dal Covid per non ostacolare le elezioni. E così in città si potrà votare nelle palestre delle scuole Gabelli, Pasolini, Terzo Drusin, del liceo Grigoletti e dell'Ipsia Zanussi, ma anche nel polisportivo ex Fiera, ovvero il palazzetto di hockey e pattinaggio Marrone, e negli spogliatoi dell'impianto outdoor Agosti. Pordenone si era già cimentata con un voto alternativo in occasione del referendum dell'anno scorso, quando i seggi furono allestiti in Fiera. Opzione impossibile per questa tornata elettorale, visto che la SPA di Viale Treviso ha ripreso le proprie manifestazioni. Sarà comunque una rivoluzione per i cittadini, tanto che il Comune ha messo a disposizione un'area apposita nel proprio sito internet, Trova il tuo seggio, per aiutare gli elettori ad orientarsi. A ciascuna palestra è dedicata una pagina di approfondimento con tutti i dettagli e le indicazioni utili per raggiungere
raggiungerla. Il servizio offre 2 opzioni di ricerca. Chi ricorda solo la sede in cui si reca abitualmente può selezionarla da un elenco e scoprirà in tempo reale in quali palestre sono stati collocati i relativi seggi. Chi invece si ricorda o ha a disposizione il numero della propria sezione elettorale potrà digitarlo e individuare così immediatamente la nuova sede. Il futuro della città, insomma, passa anche dagli impianti sportivi. Fermato per un controllo poco dopo la mezzanotte di oggi, un farmacista di Palmanova è stato arrestato per resistenza e violenza. In stato di ebbrezza alla guida della sua auto, controllato dai carabinieri della radiomobile di Palmanova, si è avventato contro di loro e a quel punto sono scattate le manette. È stato poi portato in ospedale dove è piantonato in attesa del processo per direttissima che si terrà nel pomeriggio. Basket sarà domani a Cividale il primo impegno in campionato per la UEB Gesteco, che in casa appunto affronterà Bologna Basket 2016. La prima partita sarà trasmessa da Telefriuli a partire dalle 21:30. Dopo la sbornia Supercoppa, purtroppo con delusione finale, l'UEB Gesteco Cividale deve già voltare pagina e pensare al campionato perché la B inizia questo weekend. Un avvio complesso per la squadra di coach Pillastrini che nelle prime 8 sarà fuori casa in 5 partite, proprio nelle settimane in cui i palazzetti potranno tornare a riempirsi per metà, dopo mesi e mesi di seggiolini vuoti e playoff con percentuali ridottissime. Primo impegno sabato al Pala Perusini contro Bologna Basket, ennesima testimonianza di quanto la pallacanestro sia fondamentale per Bologna dopo Fortitudo e Virtus. E poi in rapida successione Bergamo e Crema in trasferta, Olginate a Cividale, Jesolo in trasferta e Cremona nuovamente al Palazzo di Via Perusini. È un esordio difficile, ha commentato il presidente della UEB Gesteco Cividale Davide Mikalic, ma molto suggestivo, visto che ce la vedremo con un mito del basket italiano, coach Gregor Fučka. Il fatto di ripartire dal Palagesteco è per noi un vantaggio perché potremo sfruttare la spinta della nostra tifoseria, ma si preannuncia una stagione entusiasmante contro avversari di valore. Prosegue Mikalic che conclude: non vediamo l'ora di cominciare. L'Italian Film Festival di San Francisco ha riconosciuto il lavoro del documentarista Fabrizio Zanfagnini che con incantesimi delle terre friulane trasmessi da Telefriuli e dal suo canale YouTube è riuscito a valorizzare i paesi e le tradizioni del Friuli. Un video nuovo sul Friuli aprirà la 44esima edizione della rassegna. Raccontare il Friuli in 6 minuti per i 4.000 spettatori americani che seguono l'Italian Film Festival di San Francisco è il video realizzato dal documentarista friulano Fabrizio Zanfagnini che aprirà la 44esima edizione della rassegna. Questi documentari che io realizzo fanno parte di una serie che da alcuni anni Telefriuli trasmette. Alcuni di questi sono stati pubblicati su YouTube e sono stati visti in diverse parti del mondo. La cosa più interessante è il fatto che da San Francisco il direttore dell'Italian Film Festival, che tra l'altro è di origini friulane, è una seconda generazione, ha visto questi filmati sul Friuli ed è rimasto entusiasta, mi ha contattato, è venuto in Italia e mi ha chiesto di preparare un breve video di 6 minuti per raccontare il Friuli. È facile trovare degli argomenti, dei paesaggi da raccontare ed è quello che faccio io in tutta semplicità e lavorando praticamente da solo. Infatti la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è le domande che mi faranno in un'intervista appunto per San Francisco in un collegamento via Zoom, dove mi chiedono quante persone fanno parte della mia troupe, chi scrive i testi, i fonici, chi è il produttore. E praticamente dovrei fare una fotografia con me stesso ripetuto più volte. Un nuovo salone per le feste e le manifestazioni capace di ospitare fino a 150 persone sarà realizzato a Villa Dolfin a Porcia. La settecentesca Barchessa Ovest, alla sinistra di Villa Dolfin a Porcia, è un elemento importante per l'architettura del luogo e riavrà nuovamente un ruolo centrale nell'assetto complessivo di tutto l'ambito monumentale che l'amministrazione comunale di Porcia, guidata dal sindaco Marco Sartini, sta portando avanti. Per questo, dice il primo cittadino, merita un corposo intervento di restauro architettonico, rispettoso del luogo e della sua storia. L'edificio, che misura oltre 76
metri di lunghezza e quasi 8 di larghezza, dà accesso al brollo agricolo attraverso un portone, anticamente utilizzato come luogo di vendita del vino, ma non solo. Le opere di restauro prevedono un primo lotto di 676.000 euro per la ristrutturazione della porzione di fabbricato a nord del portico passante. Consapevoli del dovere che abbiamo di mantenere e trasmettere alle prossime generazioni e nelle migliori condizioni possibili, dice il sindaco, il grande lascito del passato, al termine dei lavori di restauro e consolidamento strutturale riusciremo a tenere un vero e proprio salone per le feste e le manifestazioni, in grado di ospitare 120-150 persone, accessibile direttamente dal parco tramite 2 grandi porte vetrate. Chiuderà a Castelnuovo del Friuli domenica alle 17:30 nella chiesa di San Nicolò il Blanc European Festival. Un gran finale all'insegna dell'emozione è stato pensato per il Blanc European Festival, ideato e curato dal violoncellista e compositore spilimberghese Riccardo Pes. La chiusura in programma è il 3 ottobre alle 17:30 nella chiesa di San Nicolò a Castelnuovo del Friuli, con lo speciale appuntamento La biodiversità dei popoli. La serata vedrà il violinista Gilles Apap, musicista di fama mondiale, dialogare con Massimo Somaglino, uno dei più apprezzati attori italiani, assieme all'orchestra d'archi Vendramelli. Fiabe dal mondo saranno accompagnate dalle musiche di Mendelssohn e dalla tradizione popolare. Un vero onore avere tra i protagonisti della serata Apap, ha dichiarato Pes, violinista virtuosistico, noto anche per le sue interpretazioni della musica tradizionale dell'Europa dell'Est all'America, come gypsy, irlandese swing o bluegrass. Famosa è una cadenza che ha scritto per il concerto di Mozart in sol maggiore. Tra poco gli approfondimenti con A voi la linea. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Arrivederci.